È il secondo tempo della protesta nel mondo della scuola. Dopo le manifestazioni di ieri in tutta Italia, compresa Agrigento, contro la riforma del governo Renzi denominata la buona scuola, stamani in diversi istituti dell'isola i genitori non hanno mandato i propri figli a scuola, boicottando così le prove invalsi, appositamente rimandate dal Ministero per la concomitanza dello sciopero. Il tam-tam in molti casi è avvenuto sui social network, con gruppi di madri e padri che hanno concordato le azioni, condividendo così la protesta dei docenti. Qui siamo a Porto Empedocle. A guidare la protesta è l'insegnante Anna Rossello, già protagonista dei 2 flash mob in Piazza Italia che hanno preceduto la manifestazione di ieri. All'Istituto Comprensivo Luigi Pirandello, oggi prima giornata di svolgimento delle prove invalsi, prove boicottate dai genitori che per protesta non hanno accompagnato i figli a scuola. Un centinaio di ragazzi ha manifestato in via Roma esponendo cartelli e striscioni. Anche i genitori degli alunni delle classi non interessate alle rilevazioni invalsi, compresa la scuola dell'infanzia, hanno aderito alla contestazione per manifestare la loro contrarietà alla riforma. Aule semivuote anche in altre scuole della provincia e della Sicilia. L'evento Facebook è stato creato a poche ore dalla nascita dell'omonima pagina Noi Invalsi 12 maggio e invita tutti gli studenti dei licei e degli istituti professionali a non entrare in aula raggiungendo la spiaggia di Mondello. Noi non ci stiamo e le boicottiamo un test a crocette. È l'emblema di un modello di scuola, di cultura e di insegnamento aziendalista fondato su criteri di merito e di competizione che nulla hanno a che vedere con le capacità critiche dei singoli studenti, scrivono i promotori dell'iniziativa, a cui hanno già dato la loro adesione quasi 800 giovani nel giro di poche ore.